Benvenuti in un nuovo episodio di Espresso Podcast. Siamo in registrazione ad Espresso Podcast per l'episodio più richiesto da 3 anni a questa parte da parte del grande ritorno. Il ritorno di Pino Bozza. È un onore per me. Io vi vedrei tutti i giorni. Quello che te ne lo fa, però io vorrei vedere due bravi ragazzi sempre che volano. Io la prima volta che sono venuto non era così. Ma sei stato tra i primi 10 forse a passare qua. Sì. Sì, Beh. uno dei primissimi episodi è stato il tuo. Fa piacere stare qua con te oggi. E pure con Marco Tieteri, io questo è un ottimo manager, lo so bene, con la sua educazione, un paraculo, potesse avere tutta la ferrovia, visto? Vendeva di tutto. Il gioco delle 3 carte. Bravo, È un onore che tu me lo dica, Pino. Quando mi chiama faccio Che mi deve vedere oggi? di tutta pure. Allora, devi verso per il caffè per questa puntata. Ah sì, mo ci siamo imparati pure a fare lo sketch, hai visto? Ah sì? E lo stiamo valorizzando un po' di più sto caffè. Perché tutti ci dicono, ma perché si chiama espresso e non vi bevete il caffè? Adesso ci beviamo pure il Però caffè. vogliamo fumare. Puoi fare quello che vuoi. Ok. Qua davanti si sono fatti certi cannoni, Pino. Fiata ancora. Ma questo è l'amore mio pure. E secondo me Questo metto in dovite. Già siamo partiti noi. è già fa schifo sul caffè. Mi amaro, figli e bucchi. No, è amare e fa schifo. Pino, io continuo. Scusate la cancia mi stava. Puoi dire quello che vuoi. Continua a non piacere. Dai. Sigaretta? Momento smoke. No. Parliamo un po'. E allora, no, io voglio chiederti la prima cosa, quello che tutti vogliono sapere. Cosa hai fatto questi 2 anni che sei scomparso dal mondo dei radar social? Per volere è perché poi era diventato troppo un lavoro, è diventato troppo un lavoro, mi stavo stressato, depresso, caduto di nuovo in quella merda. Ok. Quindi davanti a quella merda, Il drago di cui ci parlasti. il drago, il demone, Quindi sei riacceso. si è riacceso, ho fatto delle cure, sono stato fuori a Milano per l'ennesima volta, però stavolta sembra che sia quella vera. Quella buona. Ma perché mi parte proprio da qua? Che poi quando non lo fai ti svegli e dici ma sto facendo niente. In effetti, tante richieste, fai video, vieni qua, pure quando stavo off. Mi arrivavano messaggi, venite da me. Ma arrivavano a noi, immagino se non arrivavano. Arrivavano a noi messaggi, ma dov'è Pino? Ma Pino quando torna il terzo episodio? Ecco qua. Mi fa piacere. Scusami se ho fatto tardi. Nel senso fatto tardi, no, hai fatto tardi. Tu già me ne stai venendo. Avviso. Marco me ne sto chiedendo, sì. Però bello. Dai, parliamo di cose belle. È un bel ritorno. È un bel ritorno. I social sono partito di nuovo con Mazzattarallo alla grande. Ho visto. Poi la gente, praticamente che succede, Marco? Dicono voglio stare pure io nella tua pagina, capito che va a finire tipo come perché i localini diciamo street food, queste cose qua non le faccio, né all you can eat, no, io vado solo in locali Sistemati. no, quelli sono sistemati, però è un altro genere rispetto alla mia preparazione. Per me sistemati intendo il ristorante fatto in un certo modo, se magari lo fai tu. Bravo, ma tu lo sfizio di farlo nel mio ristorante, la pretensione, Cioè, e te la fai da solo? la faccio da solo, Tipo onesto e sincero. Lo fai tu? Wow, volentieri. Diciamo, Anche se io non potrei farla bene perché sarei di parte, perché tu... Questo forse non l'abbiamo mai detto, ma la primissima volta che tu viniste al podcast ci invitasti poi a cena fuori la sì, sera. ma siete venuti? Siamo venuti e mangiammo da Dio. Mi fa piacere. E... Io pure qualche altra volta mi ho sai, offerto, penso, no? Un bordello nel mio ristorante. Oh. Ma pensi si mangiasse buono, Carlino? Assurdo. A me mi sembra assurdo quando la gente lo critica. Tappeta a terra, pensi si mangiasse buono, la gente che aspettava fuori. Bellissimo. Però la differenza, scusami MDS, Vai. la differenza, se no poi perdi il discorso, adesso la ristorazione molti la fanno con l'hype social. Tu sei scomparso 2 anni e il ristorante comunque era pieno. Ma la qualità paga, va giù. Cioè tu non hai bisogno di quella cosa... Oggi le persone che abitano nei paraggi
che deve far arrivare gli amici per esempio a cena o il medico che sta là. Il punto di riferimento è dove sta Antonio la trippa. Capito? È diventato proprio... E quando è sabato non mettete là, non venite con la macchina perché non trovate posto. No, ma là è la sera in settimana, no? In settimana, In settimana. ti sta bene, poi sta un bel garage di fronte. Vabbè, tu sorti tanta di quella gente che probabilmente... quindi, sì, infatti mi dissero che avevano aperto il garage per me. Ci porta influenza di clienti. Un mio amico che ha la mamma abita proprio vicino a dove stavo il ristorante si viene fino a fare la puntata. Lui disse: chi è? Disse: il proprietario non ha trippa. Lui disse: il ristorante che mia mamma vede sempre piene ogni sera. Dice: ma faccio al balcone e mi intrattengo a vedere la gente che sta là fuori, talmente del panico che si crea. Sì, è diventato Quindi- uno status simbolo ormai. Le critiche finiscono dove devono finire. Le critiche, motivo per cui mi sono allontanato. Perché prima la mattina mi svegliavo, sai, pomeriggio. Mi svegliavo e andavo a vedere tutti sti commenti su TikTok. Io non ti ci vedo proprio la persona che viene... Cioè, come fai adesso a prendertela per dei commenti online? Io Come fai? entro in una cazzo fa. Sì, ma tu non sei il tipo di Mi aveva persona... proprio preso forte, capito? Perché a rispondere, a fare, non meritano manco un poco di, anche perché là le H, i verbi, cioè, i poteri come sono ignoranti, si diceva così. Comunque. No, ma quello che ti dico è che agli occhi di una persona che magari non ti conosce, ti vede, ecco, magari dai social, tu potresti sembrare quello che ha tutto. L'amore, i figli, l'attività, Motivo i per soldi, cui- la macchina noleggiata, c'hai tutto, la Ferrari noleggiata, giusto? Questo è il mio amico fraterno Borrell, Ok. che non vedo l'ora di vederlo per fargli un complimento, che secondo me è stato un grande, ovviamente sto piando per il culo, Certo. però si è messo là, secondo me l'hanno messo per coprire veramente i problemi. Perché Una distrazione. la distrazione, per farci distrarre, capito? Quando mi sono là e ti a scemo, farà due a Margellina, sicuramente mi farà un'altra denuncia, no? Ma non fa niente. Io devo morire sazio. Però, ecco, sembri avere tutto e poi ti colpisce il commento negativo, ti fai prendere da queste cose che possono sembrare molto semplici. Scusami se ti No, no, di. Questo ti fa capire quanto ci tengo io per il mio lavoro. Cioè io oggi vedo gente che fa video, fa cose, all'improvviso te lo trovi, lo sai, no? Ti trovi in una pagina che parla di te. Per Napoli sarò sempre un cocainomane. Per Napoli sono quello e basta, no? L'invidioso. Poi c'è quello vero. Una volta stavi in barca e passi un Panfilo, uno dei più belli che abbia mai visto. Fermo, si vedeva che era un sultano, stava fuori, io passo per lui e faccio, capito? Io vorrei remare da te. No, che ammazza, te kill. No, Questa è la differenza. Questa è la differenza per cui mi Tra un faccio vincente prendere da e un una, perdente. mo mi trovo proprio più si sono barato. Oddio, diciamo che da quando ti sei fermato tu, ecco, da 2 anni a questa parte, forse le cose sono anche peggiorate. Sotto Io un certo sono punto di- ricominciato a fare mazzattarallo. Eh, Ovviamente questo riscontro che lo faccio gratis, pagano solo il mio cameraman. Però credimi, è diventata una giungla, cioè quanti locali sono andato me lo sono chiuso da oro, perché non per disprezzare, perché io tengo un pubblico adulto che comunque non va il sabato a fare lo look and eat, va a morire con tutto il rispetto, se ci fanno il palla, fatelo. Ma fate un food cost, nel senso, cioè 20 euro, 3-4 ferni carne, non esiste io ho paura perché ogni volta penso che sto mangiando. una fetta di carne. Io, come tanti altri che fanno questo lavoro con professionalità, a me una fetta di carne mi costa 15 euro quasi. E se tu lo vieni e te lo vendi a 20, che ti stai mangiando? Questo. Poi oggi giocano con le provenienze. Però secondo me questo è pure il motivo per cui poi il social si è accorto della tua assenza e il motivo per cui poi quando ritorni con le tue recensioni alla fine C'è un riscontro. spacchi il mercato, Sì. perché c'è competenza. Quello che mi fa rabbia è di tanta gente che ti critica, perché poi
io mi permetto di dire che ti ho conosciuto anche in privato e devo dire che è un uomo che ha tanta esperienza e che può insegnare tanto, è che la gente critica solo il lato, Ti amo. solo il lato che magari, ecco, uno pare che uno si sbaglia poi come a Maradona, no? Di Maradona solo il lato Apri cocainomane. una parentesi. Capito che ti voglio dire? Dici quello che vuoi. In questo periodo, in quel periodo in cui stavo male, e io mi andavo a ricoverare a Milano, volevano chiudere una clinica per fare una settimana di Valium per farmi passare, diciamo, la dipendenza. Non mi volevano far portare il telefonino, non potevo portare l'accappatoio. Guarda, una tirata in merda, non sto facendo. Ma che sto facendo? 41 bis. No, dissi no, e quindi mi fittai un albergo e dove dormivo là ho stato 20-21 giorni e sono scesi 2 angeli dal cielo. Forse motivo per cui non ho dato più importanza ai social. Se voglio fare i social, devo essere lucido. Non oggi, sempre. Quindi tu hai anche fatto una disintossicazione social. Sì, mi sono scesi proprio 2 angeli dal cielo. E chi sono questi angeli? Una si chiama Gabriella Simoni. Ah, Grande Gabriella Simoni. e che angelo, e che angelo. Che vero, ma che ragazzi, quello è tutto. Donna, uomo, i controcoglioni, ma altrimenti non potrebbe stare dove sta adesso, se non c'hai coglioni. Beh, era giornalista, no? Come tanti altri che... No, come diciamo, No, no, no. Hai detto benissimo, hai detto bene. Vera giornalista. scherzando, Ma non me ne fotte proprio, anzi, rimarchiamolo per bene. Vera giornalista. Donna è lei, si chiama Sabrina, alla quale devo tutto in questo momento per il mio benessere fisico e mentale e soprattutto sentimentale. Una donna che per 21 giorni non mi ha mai lasciato la mano. Mai. Anche quando avevo degli scatti di ira, perché poi Mentalmente ti porta. mentalmente, cioè, mi ha dato una forza. Ma lei era proprio il mio punto di riferimento la sera, quando tornavo a casa, scusa, nell'hotel, che ne so, il pomeriggio, cioè quando mi sentivo solo, chiamava lei e lei non mi ha mai detto ti posso chiamare fra 5 minuti? E si stava buttando in un guaio enorme, quale io. Ci facevi, ma io sono un tumore. Ma non sta, ma sei sicuro? Sei bella, sei buona, sei fascinosa, sei folle, sei... Io la tengo segnato come Sabrina la pazza nel telefono. E giriamo insieme. Posso dire? Puoi dire quello che Facciamo si bella. questo è l'amore, no? Nei momenti di difficoltà. Bravo. Si vede, no? Si vede chi ti vuole bene quando nessuno ci sta vicino. Si dice a Napoli, carcere e malattia, se per il cuore gli amici. È chiaro, I dovrebbe non si sbagliano mai. assolutamente. E niente, ho fatto questo modalità off. Perché io la vita non la vedevo così. La vedevo buia, grigia, scura. A me pure se fai il patapato dell'acqua, io sto a casa con lei, Stai bene. sto solo. In casa mia c'è il sole. Diciamo, parla sempre, sì. Motivo per cui oggi sto bene. 2 angeli caduti dal cielo nel momento in cui io avevo bisogno, non di compagnia, perché è brutta come Supporto. Morale, etico. amore vero. Amore vero. Ma poi una cosa che ho notato... Quando c'hai i soldi, scusa, ma No, prego, prego. e sei ricco, per esempio mi compro la Ferrari, mi compro una macchina bella, non sono i 100-200 mila euro che tu spendi per la macchina. Il prezzo che io pago, sì, mi sembra che già te l'ho detto, Sì, sai? sì, E chi sta vicino a me? sì. Un amico o uno che vuole camminare nella Ferrari? Una donna che è una poppice che ti sta addosso e che poi tutti si girano e guardano, chi è questo? Brutto non so. Adesso sto bene e affronto i social con un'interazione diversa, capito? Non do più peso ai commenti che mi servono proprio, anche perché ti ripeto, resterò sempre un cocainomane, ma a me me ne fotto proprio. Tu puoi pensare quello che vuoi, ci vogliono le carte per parlare. Tu, a differenza mia, Che hai che hai fatto? fatto?
fammi leggere, fammi vedere. No, pure io ragiono molto sul dimostra, fammi vedere che cosa hai fatto. No, le carte parlano. Io ho aperto ristoranti dove facevo tipo anche 500 persone al giorno, come Antonio La Trippa l'ha fatto, ma aveva un po' di difficoltà in quanto logisticamente non è preparato per tutti quei numeri, per fare tutti quei numeri. Ma dove ho potuto fare? Penso che tenevo 4 guardie giurate quando aprì Frittole. Magari avanti, a posto. Sì. Senti bene? A posto. E il caffè che non è buono. Ma senza zucchero, già scire. Senti, niente, fate un'altra domanda. No, io quello che volevo dire parlando della giornalista Gabriella Simoni che ha fatto un podcast con te bellissimo. Il podcast che questa cosa, no, questa cosa ci tengo a Se dire. l'è sentito in un giorno. Questa cosa anche io, e ci tengo a dire una cosa anche a chi critica le persone come te che si espongono e sono fin troppo vere per questo mondo di falsi. Sentitevi quel podcast perché da una persona di una cultura come la dottoressa Simoni capite come si capiscono e si studiano le persone in maniera giusta, secondo me. Partii per Milano, andai da Gabriella, andammo in clinica alla quale dissi guarda io non sono per questo, l'astinenza me la faccio da solo perché so qual è e come mi devo comportare, ti giuro, io e lei ce ne andammo. Ok. Finimmo di parlare con sta clinica e ce ne andammo. La sera davanti a un aperitivo ci guardammo e facciamo mo? Che facciamo? Siamo venuti qua perché io dovevo andare in clinica e mo non ci vado. Alle 8, ci andiamo a dormire senza sapere il domani che sarebbe successo. Come alle 8:30 di mattina il professore chiama Gabriella e fa ho sbagliato tutto, dovete venire subito qua. 87 anni, 90 anni, ma se lo vedevi già vestito era stupendo. Si chiama Bertolli sta persona, ma un amore mi ha dato quell'uomo, è stata una cosa incredibile. E facevo dei massaggi, non era pesante, solo che mi diedero delle pillolette che poi ho tolto per farmi sempre calmare perché non mi calmava. Cioè a me sono stato il lunedì là, lunedì, martedì, mercoledì e giovedì. Ci hai fatto 5 giorni sotto? 4-5 giorni? No, 5 giorni di dipendenza. Cioè io lo volevo proprio, pur stando a Milano. E non riuscivo a togliermi sta cosa da 5 giorni sono stati fuori. Dopo 15 giorni il professore disse questo fine settimana vattene a casa e torni, ti fai 2 giorni sabato e domenica e torni. No, il mio posto è qua a Napoli, c'ho troppo facile risolvere, capito? Ormai non Napoli è mia, però mi sono comunque circondare da persone che mi vogliono bene, che C'hai il tuo nucleo qua. sì, e se avessi chiamato sarebbe arrivato subito in un minuto. Invece devo stare qua perché io sento ancora il bisogno. Di Napoli. No, di Milano. Milano, scusa. Sì, io volevo stare a Milano, avevo paura di scendere a Napoli. Ho fatto un'altra settimana dove mi sono corazzato ancora di più, ma mi venuto troppo serio. No, anzi, io sto appassionando. Sì, mi sto appassionando. Cioè, stai dicendo tutte cose Sì, in cui uno si può anche identificare. Sai quanti guaglioni stanno sentendo questa storia e stanno imparando? Guarda, è importante. so, l'importante non ci stanno più i food blogger di mesi. Ne sono di più, ne sono di più. No, però non dicono quello che dicevano prima, questo fascino. No, anzi, ci sono tutti. Guarda che sto sono professionisti. quelli che lui sono scomparsi. Non sono scomparsi, si sono professionalizzati. Sono gli stessi e fanno finta di sapere. Sono diventati un po' più studiati. Se tu mi metti un piatto davanti, io ti faccio la biopsia. Già dall'odore, dalla composizione, dall'acquisto, dalla cucina alla conservazione. Là si vede il mestiere, no? Perché oggi tutti quanti, che lo sai, ma mette a fuoco cameriere. Ma il cameriere è un mestiere. Non è che vieni là e porti 2 piatti a tavola ed è finito. C'è anche i miei ragazzi, ti vedono il tavolo bello, ti offrono una torta senza chiamarmi. Sono autorizzati da me. E vai in un altro posto, non ti fanno bere neanche un bicchiere d'acqua.
un bicchiere di Coca-Cola. Per me questo è inammissibile, perché io sto fuori, io vado a fare un fine settimana con la mia compagna e dopo mi trovo dietro dei ragazzi che mi hanno accoltellato alle spalle, capito? E invece, scusate, invece dei ragazzi che sono fenomenali, ma manco avessi fatto un corso di formazione per la gentilezza che hanno. Ti ripeto, io sto là, fuori un fine settimana, e mi fanno stare tranquillo, ma so che lavorano bene. Li hai selezionati molto bene. Belli, ma poi educati, dolci, appassionati da questo. Anche che oggi nel tuo curriculum, se sta scritto Antonio La Trippa, che a me ti viene in un secondo. Ho fatto il cuoco da Antonio La Trippa, della Superca, zio mio. E sapessi quanti ne ho persi e quanti ne sono tornati dietro. Un giorno un'amica sua mi fa: tengo sto ragazzo Antonio e non sta senza lavoro, però sa fare tutto, vieni a lavorare da me. Si fa una settimana e mi dice: Pino, mi dispiace, però io voglio andare a lavorare in un altro ristorante, non ti dico il nome per correttezza. Il giorno dopo mi chiama: posso tornare da te? 12 turni alla settimana, senza poter parlare con una persona, senza poter fumare. Cioè, ma cosa fa? Ultimamente si è parlato molto dello sfruttamento nell'ambito della ristorazione, eh? Parecchio. Sì, ma quanti ne vuoi? Sì. Io dico, sto con lei, vado fuori e sto tranquillo. Cioè, so che i ragazzi stanno facendo tanto per me, perché il locale non lo faccio io. Ormai non lo faccio io. La mia sorella che, mamma mia, non c'è mai di succedere qualcosa a mia sorella, che ci fa impazzire. E poi è bello, capito? Sapere, stai tranquillo. I locali li fanno loro. Hai il team giusto. È il tempo giusto, che mi permette anche il lusso, perché è un lusso per un ristoratore, ma non lusso economico, lusso proprio di liberazione, di liberarti da questo locale che per me è vita, cioè mi ha fatto diventare quello che sono. Però oggi ho raggiunto la mia tranquillità, che pur sto fuori, loro stanno lavorando bene e mi chiamano, non mi fanno i complimenti solo per il cibo, ma mi fanno i complimenti anche per la trattamento, cortesia dei ragazzi. chiaro, il E servizio. questo mi riempie il cuore, capito? Oggi vai a lavorare nella pizzeria, sai quando vai e non sai quando te ne vai. No, alle 4 si chiude, alle 7 mangiate, 7 e mezza comincia il servizio, ci sta nessuno e l'11 chiudi. Io a volte non voglio manco giustificare troppo né una parte né l'altra, cioè a me quello che piace è sempre il voler fare, no? Quindi leggo, ultimamente si legge sui giornali, si legge ecco sugli articoli eccetera. Non mi ricordo chi sui social, specialmente su Facebook, sta facendo questo movimento anti-sfruttamento, anche corretto, di persone che pubblicano sui social, specialmente Facebook, gli articoli tipo cerco lavoro con le proposte fatte, quindi le offerte di lavoro, e la gente commenta tutte queste offerte lavorative sgradevoli per 300 motivi diversi. Bella storia, però. E no, è interessante, è bello, è un mazzo a tarallo, però, capito? Non stai parlando del piatto, ma dell'attività proprio, però passi guai legale là, No. ma è importante. Chi non è ristoratore è un tumore in un locale. Magari trovi uno chef che ha 30 anni di mestiere, tu sei nato coi soldi a questo ristorante e ti senti di poter dire chi ti ha autorizzato una persona a trattarlo male. I locali dei fanno i dipendenti, non noi ristoratori. Altrimenti io dovrei stare dalla mattina alla sera là dentro con la mole di lavoro che c'è, che può capitare uno, due, su tanta gente, può succedere. Né? A me non mi succede. Questa forza di affrontare questa cosa dei dipendenti è stato anche motivo della mia scomparsa Ok. sui social. Anche perché per fare un'esperienza io devi stare vicino, io sto nel cesso di Napoli, io sto di fronte al Policlinico, di qua del Cardarelli, qua della 167.
e la gente viene da me. Prima veniva da Pino Bozza, oggi viene da Antonio La Trippa. E questo è stato proprio un mio volere. Pino, sto venendo, ci stai? No, allora vengo quando vieni tu. Sai che avevo io in corpo. Questa è la liberazione che per me, sentirmi libero nonostante, vabbè che c'è una fortuna di avere mia sorella, che non è che mi sostituisce, cioè a volte mi scavalca proprio. Hai creato un'eredità, cioè il tuo marchio, quel marchio che hai creato è diventato anche più grosso della marca che ti portavi. Ma mi stanno contattando delle persone, uno in particolare, non ti dico il nome perché è un ragazzo molto, è un uomo molto serio, fuori da queste scimità che fa, Ok. che vuole aprire Roma, Milano. E per me è un momento di soddisfazione più che altro. Cioè, E certo, si affidano a quello che hai fatto fino ad ora, vuol dire che hai che se ne funzionato. apro una a Napoli, un'altra a Napoli. Lo sai che va. Va. Però toglie spazio sia al mio che un altro. Dice un mio maestro, o tieni un locale, o tieni 3, guadagni sempre gli stessi soldi. Perché si disperdono le energie. Cioè tu, la gente vuole a te, Antonio La Trippa, ok, è Pino Bozza. Mazzattarallo, ok, è Pino Bozza. Oggi mi fanno, vuoi venire a fare un Mazzattarallo? Capito? Ma è diventato un lavoro, abbiamo ripreso da 15 giorni. Infatti parliamo di questo, parliamo di Mazzattarallo, il fatto che tu hai ripreso subito alla grande e Anzi, sai niente, sai pure quando muore secondo me. hai ripreso subito alla grande e tra l'altro tu lo hai iniziato un po' per gioco, lo apristi un po' per gioco. Mazzattarallo? No, ma Non era un Per po'... rabbia forse. per rabbia. Perché io vedevo sta Vanno a fanculo gente sti che si processi. giustificavano questi ragazzini. Ma tu non da giustificare niente. Nel tuo locale, quando adesso a me è una cosa abbastanza importante. Sta nudo. Ma no, ma è brutto quando non esce. Quando non esce. Hashtag io ho paura prurito, non hai. Quanto è brutto quando non... No, a lei piace Solitamente dicono guarda il sole, guarda il sole. Com'è sto fatto? Che lo so. il sole, arrostava. La luce. Sa chi. Noi abbiamo 2 soli qua. E tu ne hai uno solo di fronte a te. Mamma mia. La tua stella polare. È energia pura. Quella è energia pura. Capito? A volte dico, cioè, ma io per ringraziarti la già fa. Cioè, me, a volte lei è gelosa, a volte le vengo, ma pure a me, degli scatti incredibili, però dopo 5 minuti, massimo. O uno va dall'altro, o l'altro va, capito? O venga a questo, Sì, così è. Siamo umani. Così è là. E no, comunque stavi dicendo questo Mazzattarallo l'hai messo in atto per questa rabbia perché tutti questi ristoratori venivano mortificati sì, da gente ma che, proprio gente brutta, cioè proprio parole brutte. che non ci azzeccano nulla con la... Possiamo dire una cosa, la ristorazione è fatta per i ristoratori, ne devono parlare i competenti, come si va a giudicare i medici? Capito che ti voglio dire? Vado a giocare ai calciatori. Vedi già, Cioè, no. Cioè, Gianna è uno dei più forti. Ha lottato con Franchino, il criminale, lo so come la già chiama chi. Lui è uno di quelli che si è professionalizzato. Che quando lo senti parlare... Si è bloccata a me, non lo vedo più. Perché io l'avevo vicino. perché lui pure con Franco il criminale mi si nella lista Bene. no, mi si proprio fece una bacheca nel bagno dove mi feci fare tutto il curriculum con le loro foto e il curriculum era che ne so, mestiere rosticciere no, pizzaiolo no, cioè con quale base? Cioè per dare un morso a un pane? E le messi nel bagno per lo stimolo che possono... Sì, a me proprio mi hanno fatto cagare proprio. ma poi secondo te perché la ristorazione è così misfrattata da questa gente? Cioè perché tutti ne parlano e pochi ne capiscono? Che devono cazzo fa? Semplicemente il cibo perché tira. Vabbè, Il cibo è io non mi ricordo semplice, chi scriveva, nel senso- il messaggero mi sembra fu Sì, ha scritto per ha te. scritto questo messaggero. Sì. No, secondo me, Pino, non so come la pensi tu, è un pochino come l'amore. L'amore tutti lo vivono, il cibo tutti lo mangiano. E quindi tu, amando e mangiando, grazie ai social, no, Ah, pensi di poterne parlare da critico, capito? Scomparso.
Ma poi la cosa grave è che tu fai un danno economico alla gente. Vabbè, sì. Cioè, Lui ci ha preso con una pagina su YouTube, non so quante visualizzazioni. No, su YouTube adesso sta andando molto forte lui. Molto, molto forte su YouTube. Tranquillo. Sì. E si è, ripeto, professionalizzato. Meno male, hai sussurrato a qualcosa. Nel senso usa termini più corretti. Più pagato, un po' più pagato. rispettoso. Sì, sì. Sarebbe bello vedere una vostra collaborazione, Pino. Se mi dite prima sbloccare su... Ma te lo conosci? Non no. Anche lo fa. Io faccio, andiamo fino a Roma, oramai. ma Però se sono vicino a me. Dico, perché questo è fatto così? Come si prepara così? Avvicini Come si dico, attiva così? chi conosco bene, 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 con il quale ho avuto il piacere di lavorare è Giana. Giana, per esempio, è una persona Non è una persona. competente. Gianni è un genio. E se te lo dico io, che sono un presuntuoso su questo lavoro, credimi, Gianna è formidabile. Ragazzi, Giana ha fatto quei bakami che fa Ma mangia con la Piazza Arenella? No, Mi piace- Lea. Che fa dolci, pasticci. Come si chiama? Bakami, Bakami. buonissimo. Veramente. Allora, quello secondo me la sua intuizione geniale è quella del fusion. Ma fusion in che modo? Lui viaggia parecchio, prende ispirazione, porta qua e lo fa in modo come Cristo comanda. Infatti di Bagam il cavallo e il biscotto, quello là di Amsterdam col cuore caldo. No, non c'è, te l'ho detto, non c'è medicina. Fa le cose e funzionano. Da uno come lui mi aspetto, ma qui abbiamo un po' da uno come lui mi aspetto, ecco, il format. Posso fare il critico culinario, nel senso ne capisco, certo. sono del Ora settore, i social. lo faccio da anni, esatto. Io, dopo Franchino, Sì. succede quasi... Io presi le parti di Ecologists e andai a fare questa recensione da che stava a Piazza Fuga. Sì, più o meno, un poco prima, cioè via Merliani, quello Stava angolo a di via Piazza Merliani. Fuga, io andavo a Piazza Fuga. Ah, perché poi ce ne sono due, ragione, ce ne sta una a Piazza Fuga, sì, sì. Così ti giuro, mangiavo un panino buonissimo. Di solito quando vado io, loro si impegnano. Quella sera non c'era tanta gente, ma la preparazione che ho visto davanti a un panino semplice. Ragazzi, io sono stato nelle cucine loro veramente cucinano pulizia, ordine. 3 minuti, 150.000 visualizzazioni. In 3 minuti. Prego, Vino. Mi chiamo? Tengo ancora il vocale, vabbè, mi dà fastidio farlo sentire. Dissi, ma come cazzo hai fatto? Cioè, tu a me come hai fatto? Oh, bello sto fatto. Ah, io le... Posso favorire? Vabbè. Oh, io te ne da così liberato. Io ero fuori dal campo. Ecco, che casa. Siamo a casa nostra, ce la possiamo permettere. Vai. Vai. Pure tu stai diventando troppo politicamente corretto, Pino? Quando arrivi il signor? Mi hanno proposto di candidarmi, però. Ma che stai Stai dicendo? dicendo? Sì, però non mi ricordo, mi sembra la Lega, una della Lega. Ma veramente? Pino Prozza era Lega, non Mi so, però conto- secco. no, ma io non- No, ma più che altro cioè è come se è come se facessi tu l'hanno quei food blogger là, cioè, che vuoi fare? Cioè, ma è più della mia presenza. Ma, Che ti do posso il dare? mio supporto. Ma nel mio piccolo, che sì, le visualizzazioni sono tante, i commenti sono tanti. Sei un aggregatore, sei del popolo, sei una persona. Oh, ma io se devo fare qualcosa di politica, cioè, non ci mancare usare commenti, capito? E quindi tu sei stato corretto, giusto? E ho pochi follower. Tu. Vabbè, pochi, 100.000 tra i Vabbè, nel senso. Ma non ho mai fatto abuso, capito? Sempre a testa bassa. Sì, ma adesso non conta nemmeno. Che ti serve? Che ti serve? No, va. Non conta manco più tanto quanti follower hai. Conta quanto ti convertono. Conta se ne hai 1 milione e ti vengono ad ascoltare 10 persone. È vero, Serve ma a ha detto niente. pure il camera, il Mister Mario, non so se l'hai mai visto. No. Beh, c'ha pure 500.000 follower. Facciami. È fortissimo. Chi è questo? Ma Mister Mario, Ma che fa? con me fa il cameraman. Mi fai i video di cucina. Ok. Bella storia. No, ma è così, cioè tu hai 100.000 followers, però magari ti ascoltano 90.000, capito? E lì tu sei più importante di quello che c'hai di Sì, è quello che mi fa giocare, capito? Sì, è perché forse sei vero, sei onesto, sei sincero, la gente ti va bene. Io questo tengo, il mestiere. Non tengo niente di più. Soldi, cose. Oh, ma poi secondo me Quando le ho fatte. posso dire C'è un po' di gente che li vorrebbe consigliandole.
secondo me una cosa che funziona di Pino a livello di social, e poi penso sia una cosa che funziona a livello di umanità, è il fatto che in un'epoca di maschere Pino ci racconta anche delle cose, cioè sai quanta gente si vende io sono perfetto, sono bello, sono bravo, invece poi si Pino dice Oh, che bello, aiuto. hai sbagliato qua, però invece qua sono stato bravo. E questa verità Ci penso sempre. vince, capito? L'essere veri, perché poi ci sono 1000 ragazzi che magari come te hanno fatto degli sbagli. Sì, Che lo dico noi- sempre, tanti. Posso migliorare anche io, sai quanta gente Sai magari con un messaggio del genere dice Ma non esco dalla dipendenza, per esempio. Ha contattato uno che ha un'impresa edile e dice che questo ti dà tipo Costa Group, ok? Ti dà il pacchetto, ti fa il locale e si occupa anche della parte social. Cioè questo è proprio dal cantiere Ok, alla al parte social. Ok. E mi ha fatto questa proposta di entrare in collaborazione con lui per avere me come, diciamo, non consulente, come TikTok. Supporto creativo. Il supporto creativo no, il supporto proprio di fare un lavoro completo. Ok, proprio content Un creator a genio, tutti gli effetti. un genio. Ok. E mi ha chiesto a me di fare, diciamo, la sua parte, no social che non sono capace, però fare storie, di occuparmi, che poi non sono uno, sono tanti. Cioè questo capito realizza dallo scantinato al locale Al contenuto. ho una bella idea. Mi ha chiamato stamattina che voleva passare, ho detto si va a casa così bello. Vabbè, ti stai godendo pure un attimino. Sto godendo la mia tranquillità. Dall'inverno. Se tu dall'inferno, questa volta sì. Lo dico sempre, però non tengo dentro, non tenevo dentro questa parte convinta. Sì, non lo so, non lo faccio da 5 mesi. Ma mi ci sempre per capo, però. Come se tu stai con una donna per 30 anni e all'improvviso ti lasci. Cioè, lo pensi sempre, no? La pensi che sta facendo, questo è. Anche poi diventi una sola persona con quella sozzimma. Non c'è altro. Ti perdi tutto, le cose belle, le cose brutte da vedere, le esperienze, le fasi. Io tengo quasi 50 anni. Devo pensare un attimo, ma mo che già fa? Perché mo che vuoi fare? C'è altro che vuoi fare? Io voglio fare Antonio la trippa in Italia. Ti sblocca un attimo, Perché? Che è successo? No, rompo le telecamere. Ah. No, dici. Antonio la trippa, quindi più sedi per l'Italia vuoi fare, ti vuoi espandere, diciamo. Espandere. Ok, È arrivato il momento. è chiaro. Era più su Sono fatto arricchire gente. Una volta tornai a casa, stavo come stavo e vedevo in televisione dei personaggi che facevano shooting, foto. Sono morti, capito? Quella volta invece le mie storie ti restano proprio dentro, ma non perché, cioè, pulire un pesciolino non è che tu fai il cameriere, cioè devi sapere la strada, la linea che devi seguire per diciamo sfidare un pesciolino, capito? Stanno là, si mettono là, le telecamere, i microfoni. No, la ristorazione è un'altra cosa. Si fa con l'anima, dice un'amica mia. Con l'anima è un'altra cosa. Quindi diciamo che nei prossimi anni ci possiamo aspettare. Nei prossimi anni ci possiamo aspettare un Pino Bozza, un nuovo riscatto. Un nuovo riscatto che secondo me avrà i suoi frutti subito, dal momento che si apre. Perché quando mi chiama una cosa in capo, Mario, ti giuro, per me è Vangelo. Questa è la mia forza. Cioè, se io devo arrivare là e stanno i miei figli davanti, io il menga sotto, devo arrivare là. Tenacia, carisma, voglia di fare, voglia di vivere, avere un senso di libertà soprattutto, perché io non ero un uomo libero, ero un uomo che stava là, aspettava la sera, non facevo un cazzo, non scendevo i giorni, mi lavava per settimane, se indossi stringiamo. Guarda, Però vuoi ancora
soddisfare il sogno del bambino No, col malloppo di banconote in mano? No, voleva fare il ma Gabriella voleva fare il podcast, però video. Mm. Hai sentito il podcast? Sì, io l'ho sentito, quello Sono uscirono 7 episodi se non sbaglio. 6 se non mi Sei. sbaglio. Io l'ho visti 3 tutti di fila perché è veramente raccontato in una maniera Sì, eccezionale. no, ci mettiamo d'accordo, volevamo pure darle una mano perché, anzi, nostro onore darle una mano. Chiaro. E sì. Ah, per questo video podcast. E no, ma te l'ha chiesto? sì, Non mi ha detto niente a me. no, ci siamo sentiti per un bel Me l'ha detto. affiancarci ad una persona così importante, così seria, una donna che ha fatto 30 anni di guerre. Non era Ma tuttora, comunque ad un'età, C'è una cultura, guarda, che è disarmante. Un giorno la porteremo qua al podcast e le facciamo raccontare la storia della vita sua. Mamma mia. Perché quella Che di caccia. eh, E che te era un corpo quello? altri giornalisti che... Da sola. ha visto la morte, ha visto la vita, Ha visto la pazzia. la pazzia. Cioè diceva tu c'hai una forza davanti a una telecamera che è pazzesca. E così poi trascurato questo passaggio, perché comunque stavo bene, volevo vivere, Mario, volevo stare con le figlie mie, volevo andare a mangiare una pizza, volevo andare a un cinema. Insomma, è andato al cinema da quando mi facevo la merda, perché la sera ero un uomo incatenato. E il prossimo passaggio con Mazzuattarello quale sarà? Che Mazzuattarello deve diventare come Antonio La Trippa. Me la sono messo qua. Ma tu vuoi farlo diventare tipo... Hai presente come esistono i bollini, i prodotti, la qualità? Tipo che metti il timbro... Banane. Quello vorresti tipo per la ristorazione. Così fosse una specie di attestato Michelin. Ci sto arrivando piano piano. Tipo che sai che quel ristorante c'ha la stella Michelin. Allora, tu mi chiami. Tiene pure Tu mi chiami. o Mazzuattarello. Bravo, tu mi chiami. Io ho fatto pure un premio. No, dall'ufficio. Feci un premio praticamente ai locali dove avevo mangiato meglio e gli lasciavo questo quadretto qua a Mazzuattarello, fatto però tutte bacchette di legno. Bello. Era bello, ora da appendere. Molto bello. Tipo, che ne so, la guida Michelin. No, non sono Ci serve qua, ci serve il quadrettino con scritto bravo. No, Mazzuattarello. anche Certificato da... anche se ho avuto una brutta esperienza con queste persone. In che senso? No, non voglio parlare. Ma di queste persone che ti hanno fatto il premio, scusami. No, delle persone che non voglio parlare, preferisco così. Beh, tranquillo. Mi facevano offerte per togliere quelle cattive, per mettere le buone. Devono corrompere. Una corruzione. Sai più vecchio del mondo. Incredibile. Io corruzione è proprio la parola azzeccata. Ma tu lo sai che le abbiamo vissute anche noi queste cose? Allora, io sono uno molto riservato, sono diventato riservato da poco, perché poi ormai i social conosco tutta la mia vita, hanno raccontato la mia vita e sono sempre un po' mainomane per Napoli, te l'ho detto prima, cioè ci vuoi fare tutto. Proprio in una chiesa e fai recupero per tossicodipendenti, per loro sono sempre un tossicodipendente, capito? Così mi apro una scuola. Però perciò per le persone funzioni, perché si sa che Pino Bozza ti dice la verità. Solo la verità. A volte cerco di apparare delle cose, le descrivo diversamente, poi il punto è quello là. Cioè, anche una critica fatta con professionalità, fargliela vivere, fargli capire perché devi fare così. Come mi chiamano per consulenze, no? Mi chiamano fare consulenze al locale fatto. Cioè, mi sono trovato in una sala di 250 persone con una cucina a 4 fuochi. Ma come cazzo fai? E io che posso fare? E buttare i muri in terra. Perciò il costo della consulenza ti fa risparmiare 30-40 mila euro, ti fa risparmiare tempo. Perché tu c'hai esperienza. Perché c'è esperienza. E ti faccio risparmiare figure di merda. Perché 250 persone a pieno regime non riescono a mangiare, quelle è un'ora di beneficio, anche che io faccio il doppio del lavoro, è perché io gli devo far passare prima l'incazzatura che hanno aspettato fuori. Quindi prima psicologico, Bravo.
poi dopo viene quella culinaria. Però, capito? Signore, sto bene, cane, bavettino, creatura, pizza. A volte porti il cibo gratis Sì, fuori. io faccio una tavola di pasta, me le conservo. Per quando vengono i bambini un po' più terribili, gli do Che il se panetto di pizza, la farina e loro si mettono a fare la pizza. Ah, e niente, che sei un genio, fa così. Io faccio così. Perché uscire fuori da questi schemi, pure Ma c'ho così che i cappelli, li faccio. ho visto fuori quando per esempio sta gente da certo, basta parola. quando tu per esempio stai fuori c'è tanta folla, lui esce il vino, queste attenzioni solo l'esperienza secondo me te le fa vedere. Locale in gestione, si chiama Napoli-Napoli, me l'ho preso in gestione, stavo pieno di debiti, incassavo ma stavo pieno di debiti. Per andare avanti pure, comunque mangiavo tutta una cosa, certo. la fatico gratis. Mi inventai dalle 5 alle 8 di sera, che era l'ora di spacco, una festa di compleanno, pizzaiolo per un giorno. Quindi mettevi il festeggiato a fare tipo il pizzaiolo. Tutti i bambini della festa Facevano i pizzaioli. facevano i pizzaioli col pomodoro, la mozzarella, mi scrivevano il nome sotto e io le facevo poi fare vere e le facevo portare a casa questa pizza che loro, diciamo, avrebbero dovuto fare. E incassavo 500 euro al giorno, quelle che mi pigliavo 500 euro, che devo pagare l'animazione. In orari di spacco, quindi tu erano Dalle soltanto. 4 alle 5 alle 8. Quindi era solo di guadagnato praticamente. Tu in quell'orario non avresti dovuto lavorare. Stavo chiuso, ero spacco. E mi inventai sta festa, le facevo io, proprio io personalmente. Cioè trovavano te all'interno del locale per fare. Sì, li aiutavo io e l'animazione, che stava un'agenzia di animazione. Bella storia. Che generata. E almeno, capito, mi conservavo quei 15.000 euro, anche certo. se, che non lo so. E niente. No, non detto niente, io spendevo perché ne tenevo. Capito? Li usavo per fare le cose e mi servivano. Mamma mia. Tra l'altro, se tu pensi alla. Quando lo uso? 5 minuti, l'ultima stronzata che ho da dire. Però, no, sto pensando. Ti sei mancato, Pino? Ti sei Ma poi anche tu. La competizione che c'è oggi. A Napoli specialmente. Ma non sono se ne qua- cade di food. Se ne crolla di food questa gente. Se tu passi per via Roma il pomeriggio, No, pure il Vomero c'è solo cibo. solo cibo e poi c'è troppa sporcizia. Capito? Devi tenere una persona fuori che ogni volta che non riesce a buttare la carta nel cestino, tu prima svuoti e poi spazzi a terra. Perché non siamo mai quando poi Questo se è ne un corre che si servizio, dice non guarda fa dovete chiudere. nessuno. Non fa nessuno. Basta che fanno mangiare, se vedi nei euro e poi fanno monnezza dopo. E chi non mangia e passeggia deve guardare sta monnezza che sta a te. Carte, birra, qua, no. Queste sono le esperienze che fa vedere. No, ma per l'amor di Dio. No, ma chissà quanto anni durerà questa. Che non, la gente ha imparato. Ma tu oggi lo apriresti, se tu fossi nuovo del settore, lo apriresti un'attività di ristorazione considerando quanta competizione ci sta? O pensi che sia talmente saturo che non ne vale più la pena? Ma io posso mai fare il giornalista come fai tu? Se tu non fossi conosciuto, se tu non fossi. Ma io non potrò mai diventare come te, perché io sono nato per fare quello. C'ho la dote, si chiama dote, me l'ha data Gesù Cristo. Dammi un tavolo e 4 sedie, te li tengo impegnati tutti i giorni dell'anno. E mi sono accorto, pensando, che il mio essere è fatto per fare i ristoranti. Non mi posso paragonare a nessuno facendo un altro lavoro. Mo' tenevo un socio Mariano Bonanno, Rosario De Matteo, che nei giorni in cui non andavo al locale, eravamo soci, tenevamo un locale a Via Cilè, lui si sentiva avvilito. Ma tu non potrai mai essere io e io non potrò mai essere tu. Come si mette a fare l'abbigliamento. Ti posso dare un consiglio, ti sta bene, ma là parli veramente di commercianti con i coglioni sotto. Sono 30 anni che stanno. Quindi tu sei Pino Bozza perché riempi tavoli o riempi tavoli perché sei Pino Bozza? E come si risponde a sto? E con questa prossima puntata dai forse siamo tocchi, ma per la prossima puntata Marzullo. Noi ti ringraziamo per essere stato qua la terza volta. Speriamo che vi va. È stato il ritorno che tutti volevano di Pino Bozza al podcast. Tengo un caffè zuccherato pagato da te. A disposizione anche due. Sì. Anche due. Ragazzi, grazie. Grazie a Pino, veramente. Grazie, Pino. Grazie mille, veramente.
Grazie sempre. Voglio bene, ma anche io. Voglio solo. Sì.